cinghiali, come tu dici in senese. In tu senese di Sena questo lo chiamiamo porco sarvego o ghino sarvego. Questa bestia si caratterizza dalle grosse zanne che asciutano fuori dalla bocca e da seghe che asciutano in la schiena. Per non parlare del feto che è ben più pelosa di un porco domestico. C'è una buffa che già per la comunità dell'internet che dice che queste bestie le state in croce con di altri esemplari che vengono dall'est dell'Europa. Ma stando le ultime ricerche biologiche pareva che tutte queste bestie saevano strè. Dunque la crescita della popolazione di queste bestie sarebbe piuttosto cagionata dall'abbandono delle campagne e dalla crescita delle macce e di serbi. Del resto il porco sarvego in Liguria è l'estate del lungo presente, così come in Italia, è l'estate del lungo in piatto favorito di tutta la popolazione, fino dai tempi di Roma. Però mi raccomando, perché queste bestie, ci ben che siano sociali, non gaggiano poi dell'uomo, e poi hanno lungo cagionano di problemi e di danni alla gente e alle cose. Soprattutto se sapete essere in una zona controllata dai cinghiali. Soprattutto se sapete vivere in una zona dove i cinghiali passano da lungo. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.